No, io credo che la riunione di oggi è importante perché abbiamo fatto un'esperienza assieme, abbiamo percorso un cammino breve, però che ha avuto dei risultati significativi, perché in 6 settimane mettere insieme una lista, prendere 1 milione di voti con pochissimi soldi che avevamo a disposizione, credo sia stato un importante risultato. Un risultato importante perché ha testimoniato che in questo Paese ci sono tanti punti di resistenza, di tenuta, di voglia comunque di cambiamento e di non assuefarsi a quella che è la politica esistente. Però oggi ho l'impressione che si corre il rischio di disperdere questo patrimonio. Perché vedete, quando le poche volte che domandano, fanno interviste a Nencini, a Fava, a Vendola, la prima domanda che viene fatta è: ma voi come vi collocate rispetto al congresso del Partito Democratico? A tutti. È una domanda subdola di chi tenta in Italia di introdurre il fatto che la politica è solo dentro il Partito Democratico o dentro il PDL, ma è anche una domanda significativa rispetto al fatto che ti dicono tu non esisti autonomamente. Perché se io ti chiedo non cosa farai, qual è la tua posizione, come intendi andare avanti, ma come ti collochi rispetto al congresso maggiore del partito del centro-sinistra, vuol dire che io non ti riconosco come forza autonoma. Ed è questa una realtà vera che oggi attraversa e che attraversa sinistra e libertà, e che corre il rischio, al di là delle nostre discussioni, dei nostri dibattiti, dei nostri seminari, di condannarci a essere una forza assolutamente esterna rispetto al dibattito politico, se permane l'illusione che ognuno possa essere sufficiente a se stesso. E questa è un'illusione che noi portiamo avanti. Io sono uno che pensa che ci sono dentro Sinistra e Libertà storie molto forti. Il Partito Socialista ha attraversato 3 secoli di questa storia e fa i conti quindi con 3 secoli. E gli ex comunisti e chi ha pensato a forme politiche come i Verdi, eccetera. Ma è anche vero che questo elemento ha dimostrato a queste elezioni che la rendita non esiste più per nessuno. Non esiste per simboli forti come potevano essere la falce e il martello, su chi aveva puntato di fare della falce e il martello una rendita, non esistono anche per il sole che ride o per altri simboli. E questo quindi credo sia il primo motivo di fondo su cui si pone l'esigenza di costruire una forza che abbia una sua autonomia, una sua identità, e che quindi, prendendo generosamente dai soci fondatori il meglio che possono esprimere in termini di uomini e di donne, in termini di forze, in termini di idee, in termini della loro storia, ma che a questo punto vada fatto un passo avanti significativo. E vedete, compagne e compagni, questo è un elemento che sta dentro ancora, se volete, importante, ma sta ancora dentro il politichese. Io credo che ci sia un altro elemento di riflessione molto, molto serio e molto forte. La crisi del Partito Democratico, che è sempre più evidente che si è palesata a queste europee, la crisi del centro-sinistra, io non credo che sia semplicemente una crisi politica tradizionale, ma che stiamo ormai entrati in una crisi di sistema. Quando alle ultime elezioni ha votato il 62% e il centro-destra prende il 44-45% del 62%, vuol dire che chi governa ha appena in mano il 30% del consenso del corpo elettorale complessivo e l'opposizione, che ha preso il 42-43%, non va oltre il 27%. Prendiamo i dati per la realtà, vuol dire che meno di un italiano su 3 appoggia il governo esistente e appena poco più di un italiano su 4 è d'accordo con l'opposizione. Il resto, c'è un 32% di gente che non va a votare, che vota scheda bianca o scheda nulla. Cioè, questo è un elemento di crisi democratica tragica, ma dà anche l'idea, un'altra idea di fondo, che siccome io penso che la politica non è fatta semplicemente di belle affermazioni, ma è fatta di blocchi sociali, di blocchi di interesse, di idee, di diritti,
C'è uno studio che mi è capitato in mano in questi giorni, molto interessante, dell'IRES, dell'Istituto di Studi della CGIL nazionale, e fatto insieme all'SFUG, dove hanno costruito un approfondimento sul voto del lavoro dipendente, cioè oltre dei dati generali. E i dati che emergono sono dati tragici. Ad esempio, il dato è che dal 2006 al 2009 il voto del lavoro dipendente per il centro-sinistra passa dal 55 al 43%. Cioè in 3 anni si matura una situazione di sfacimento estremamente pericoloso. E il voto al centrodestra del lavoro dipendente passa dal 37 al 52%. Per cui il centrodestra, che non è maggioritario nell'insieme della popolazione, dei votanti, è maggioritario in mezzo al lavoro dipendente. E nello stesso tempo il voto operario è ancora più tragico, perché il voto operario passa per il centrodestra dal 44 al 61% e per il centro-sinistra dal 51 al 37% in questi 3 anni. Allora uno si domanda: ma cosa è successo? È successo una cosa molto semplice, che in 20 anni il prodotto interno lordo in questo paese ha subito una violentissima trasformazione a favore del profitto e della rendita, perché se l'8% del PIL dà i salari alle pensioni, agli stipendi, passa al profitto e alla rendita, vuol dire che c'è stato, e siccome i salari e le pensioni italiane non è che 20 anni fa fossero a chissà a quale livello, significa che c'è stata una ridistribuzione che ha colpito profondamente il lavoro e il lavoro dipendente e i pensionati, e che oggi questo mondo non avverte nessun elemento di difesa reale e credibile da parte di quello che è lo schieramento di centrosinistra. E quindi dentro questo si matura quella crisi, e si sta maturando una crisi democratica, perché gente che non vota, la crescita dell'astensione in modo drammatico, e questo studio dice una crescita dell'astensione in modo drammatico, in modo particolare nel lavoro dipendente, e quel tipo di caduta quindi di rapporto di rappresentanza di chi governa o di chi fa l'opposizione pone una questione alla politica che è tragica. Allora questo ci deve porre la questione insieme appunto alle domande che ci fanno, alla domanda più profonda. Io penso allo sciopero ultimo, generale, indetto solo dalla CGIL sulle questioni di Porto Marghera. Lo sciopero non è andato male, ma in mezzo alla gente avvertivi ormai che un ciclo è chiuso.